abitazione a Salgareda, la proprietaria li vede scappare mentre rientra. Me li sono trovati davanti, avevo mio figlio di 6 anni in auto, racconta. I malviventi mettono a suo quadro la casa per rubare gli spiccioli nel salvadanaio del bimbo. E ladri in azione anche in centro a Treviso, 2 ragazze tentano di svaligiare diversi appartamenti in un condominio, fermate dalla polizia, una è minorenne. Rubavano nelle abitazioni del Veneto ma anche di altre regioni. A Padova la polizia sgomina una banda di predoni, la base logistica era a Mogliano Veneto. Folla commossa a Valdobbiadene per i funerali di David Agostinetto, il 20enne morto nello schianto della sua auto in un vigneto, il ricordo di amici e colleghi, le parole del papà straziato. Delitto di Fiera, nel pomeriggio la sentenza, 2 ergastoli, oltre 30 anni per l'omicidio dell'impresario edile ucciso nell'ottobre del 22. 4 le assoluzioni. L'appello del papà padovano che non vede da oltre un mese la figlia portata via dalla mamma. La donna che viveva nel Trevigiano e la piccola di 8 anni hanno fatto perdere le loro tracce da fine anno. Elezioni regionali, ufficiale la corsa di Riccardo Zumski, l'ex sindaco di Santa Lucia di Piave, sostenuto dalla galassia Novax, all'attacco su sanità e identità veneta. Meno 365 giorni alle Olimpiadi invernali 2026, stamane la cerimonia ufficiale a Milano, stasera festa in piazza Cortina per dare il via al conto alla rovescia. Il grande calcio in esclusiva su Antenna 3 con la classica competizione spagnola dopo la vittoria del Real Madrid sul Leganés ieri sera alle 21:30, il big match tra Valencia e Barcellona. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. La cronaca in apertura con l'ennesimo resoconto del raid dei ladri in provincia di Treviso. L'ultimo in ordine di tempo è accaduto a Salgareda, vittima una mamma che ha visto fuggire i ladri dalla sua abitazione mentre stava rientrando con il bimbo di 6 anni in auto. Vediamo. Quando ho realizzato la cosa sono scappata in strada e lui l'ho chiuso dentro la macchina. Se fosse stato con me, intanto prima cosa, al di là di non saprei cosa sarei riuscita a tirar fuori io, e seconda cosa il trauma che avrebbe provocato a mio figlio, non mi sarei mai giustificata la cosa. Passate da poco le 9 di sera, il ritorno dalla palestra. Il figlio di 6 anni che faceva i capricci e per questo lasciato in macchina qualche minuto nel parcheggio di casa. Il tempo di aprire la porta, appoggiare le borse e andarlo a recuperare con calma. Una decisione che si è rivelata salvifica e che ha tutelato il piccolo dall'incontro diretto con i ladri. Il cane in preda alla paura, in preda al panico, si è spaventato, ha fatto i suoi bisogni dappertutto. Quando sono entrata pensavo ho detto proprio Martino, cosa hai combinato? E loro mi hanno vista entrare e sono scappati da quella porta. Entrati dal campo incolto dietro casa, i malviventi hanno forzato la rete di ferro e sono sgattaiolati nel cortile per sfuggire ai sensori di movimento della lampada. Sono entrati da qua, hanno forato qua, tolto la cornice e dal vetro, poi qua c'era sulla chiave, con un filino di ferro hanno girato. Indisturbati hanno rovistato per la casa senza risparmiare nessuna stanza e accendendo tutte le luci. Cercavano oro e soldi e hanno trovato la musigna del bimbo e hanno svuotato quella e hanno scelto solo le monetine più grandi. Hanno spostato addirittura le piastrelle, quelle di scorta del bagno, tutto. Hanno trovato la cassaforte io l'avevo lasciata aperta, e congelatore, tutto, anche le scatole di viti, tutto hanno buttato per terra. Erano con una tuta nera e un cappellino di nero in testa, non erano coperti il volto, erano 2 ragazzi giovani, sembianze dell'est comunque, perché è una pelle molto chiara, e non erano, io da quello che ho ricordo non erano armati, ma avevano, uno mi sembrava un piede di porco, l'altro un altro attrezzo. Io nel momento che li ho visti ho urlato aiuto e sono arrivati i miei vicini a soccorrermi. Io sono scappata in mezzo alla strada perché appunto pensavo ci fosse una terza persona all'interno. In realtà poi loro sono scappati da questo campo qui, sono saltati dalla vicina per star più veloci, si sono diretti verso questo campo qui e c'era una macchina là dietro sul campo che li aspettava. Dalla sera del colpo Mara non è più riuscita a stare a casa sua. Con il compagno e il bambino stanno infatti dormendo dalla madre di lei finché la paura più grande non passerà. Salgareda, paese che già la scorsa estate era stato bersagliato dai ladri. I residenti da allora sono corsi ai ripari tra gruppi di controllo di vicinato, installazioni di allarme e telecamere. Ci aiutiamo come possiamo, dicono. Siamo attivati con un gruppo
da quando ci sono stati e abbiamo fatto un bel gruppo e ci avvisiamo. Serrature scassinate, irruzioni in casa e oro rubato, ma soprattutto tanta paura. Dopo il raid dei furti che l'estate scorsa aveva tenuto Salgareda con il fiato sospeso per settimane, i cittadini delle vie più colpite, via Dante, via Verdi, via Soldati, via della Repubblica, sono corsi ai ripari. Facendo rete, sì, ci mandiamo i messaggi e così cerchiamo di salvaguardarci un po'. Alla notte ci sentiamo, noi abbiamo anche il cane che ci avvisa e usciamo dal balcone a controllare se c'è qualcosa e ci sentiamo più sicuri. Non dare più nessun rumore per scontato, passaparola, installazione di allarmi e telecamere di videosorveglianza. Le testimonianze in via Verdi si susseguono. Hanno tentato di entrare perché io avevo buio, mio marito era sopra che si guardava la TV, dalla finestra sempre del bagno, ha sentito un colpo, al secondo, al terzo è sceso, scendendo al terzo, allora probabilmente accendendo le luci se ne sono andati, avevano tentato, se non eravamo a casa erano dentro. Abbiamo messo l'allarme. Non solo gruppi WhatsApp delle vie tra i conoscenti, ma anche quello di controllo di vicinato presente anche su Facebook. Funziona molto bene con più di 200 membri, facciamo rete, nel senso quando succede qualcosa noi segnaliamo. Abbiamo una videosorveglianza in tutto il paese, funziona, abbiamo tanti punti luci. Piccole precauzioni le prendo. Quello che mi dà fastidio è che se uno vede un ladro che entra dentro casa non mi puoi fare niente. Difatti ho intenzione di mettere un cartello qui. I miei parenti hanno le chiavi. Gli amici mi avvisano, il postino suona. Se ti trovo dentro casa, per me sei un ladro e difendo la mia proprietà. E ladri, anzi ladre in azione anche in centro a Treviso. In questo caso il furto è stato sventato dai condomini che hanno chiamato la polizia. Con alcune spallate hanno forzato il portoncino d'ingresso di un condominio di Viccolo Biscaro a Treviso e poi, utilizzando 2 grossi cacciaviti, hanno cercato di scassinare le porte di diversi appartamenti. È metà mattina quando alcuni condomini notano 2 ragazze aggirarsi con atteggiamento sospetto sulle scale del palazzo. Subito è stato chiamato il 113. I poliziotti, giunti poco dopo sul posto, hanno trovato le 2 giovani ancora nell'androne condominiale mentre cercavano di allontanarsi in tutta fretta. Le 2 donne sono state bloccate, una ha 24 anni e diversi precedenti specifici, l'altra di anni ne ha appena 15. Addosso avevano i cacciaviti usati per provare ad entrare negli appartamenti, diversi dei quali presentavano infatti segni di effrazione sulla porta. I danni maggiori all'abitazione di un'anziana. Quando sono rientrata non sono riuscita a aprire la porta, cioè delle 2 serrature, una funzionava e la seconda, quella più in basso, no, proprio la chiave non entrava, no. Al momento non ho immaginato che fossero stati ladri. Sono andata al negozio qua della bottega della chiave e gentilmente sono venuti su e hanno capito, insomma, che era stata forzata. Fortunatamente le ladre non sono riuscite ad entrare negli appartamenti. La segnalazione dei condomini ed il pronto intervento della polizia ha evitato il peggio. La 24enne è stata arrestata per tentato furto, arresto convalidato dall'autorità giudiziaria con applicazione del divieto di dimora in Veneto. Sempre per tentato furto è stata denunciata la complice 15enne. Rubavano nelle abitazioni del Veneto ma anche di altre regioni. I banditi della banda che è stata sgominata dalla polizia di Padova, base logistica a Mogliano. La squadra mobile di Padova ha sgominato una banda di 4 albanesi specializzata in furti in abitazioni, fermata con un blitz a Mogliano Veneto nel Trevigiano. 4 le persone denunciate, di cui 2 arrestate. Le indagini sono partite da 2 furti a Padova il 9 e 20 gennaio, bottino, numerosi monili d'oro e altri preziosi. A mettere gli investigatori sulle tracce della banda una pettorina arancione di quelle usate nei cantieri edili e indossata da uno dei ladri in entrambi gli episodi. Successivamente è stata individuata
individuata anche l'auto usata in uno dei colpi, le cui tracce hanno portato a scoprire il covo dei malviventi in una casa affittata da alcuni mesi a Mogliano Veneto. Scattati gli appostamenti e i pedinamenti, gli uomini della questura hanno identificato tutti i componenti della banda, fermati con un blitz all'alba. È stata recuperata refurtiva proprio dei furti commessi in abitazione qui a Padova e della particolare efficacia ed efficienza delinquenziale di questa cellula, addirittura una smerigliatrice che viene utilizzata per forzare le cassaforti, arnesi atti allo scasso, quindi a riprova di un gruppo professionale. Uno dei malviventi, 45enne, ha esibito un documento falso che fino a quel momento gli era servito per sfuggire agli arresti domiciliari cui era sottoposto da agosto 2024, tagliando anche il braccialetto elettronico adottato dal Tribunale di Treviso per altri furti nella Marca, ed è finito così in carcere. Un complice, 43enne, che al momento del blitz indossava il gilet arancione, aveva già numerosi precedenti per furti in abitazione in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Un terzo albanese di 35 anni, anch'egli già noto per furti in case, era l'intestatario dell'appartamento ed era in possesso delle chiavi di un'auto a noleggio parcheggiata davanti all'abitazione, nella quale sono stati trovati gioielli in oro, alcuni orologi rubati, oltre a uno smerigliatore elettrico, guanti e altri attrezzi. L'ultimo della banda, un 35enne, è stato arrestato per un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del Tribunale di Venezia per droga. La squadra mobile sta ora rivisitando investigativamente tutti i furti che sono avvenuti in quel periodo per vedere una eventuale riconducibilità a questa banda. Il dato che emerge, si tratta anche a dicembre sequestrammo parecchi monili in oro, denaro contante, circa 50 furti accertati e poi prevalentemente la questa refurtiva prende la via dell'est Europa per quanto concerne poi i canali di ricettazione e di riciclaggio. Nel pomeriggio a Valdobbiadene nell'ultimo saluto a David Agostinetto, il 20enne morto nella notte tra sabato e domenica nella tragica fuoriuscita di strada della sua auto finita in un vigneto. Oltre 1000 persone hanno partecipato ai funerali di David Agostinetto, il giovane operaio 20enne tragicamente scomparso in un incidente stradale nella tarda serata di sabato scorso. David, operaio presso la cantina Ruggeri, aveva trascorso la serata con gli amici per una pizza in compagnia. Purtroppo, durante il tragitto verso la casa della fidanzata Anna Maria, la sua Panda è uscita di strada finendo tra i vigneti. David è stato sbalzato dall'abitacolo perdendo tragicamente la vita. La nostra Chiesa oggi sembra incapace di contenersi, tanto è numerosa la presenza di chi vuole in questo momento farsi vicino alla famiglia così provata dal dolore. Il tuo sorriso, la tua bontà e la tua forza ti renderanno indimenticabile, continua a sostenerci da lassù. Si leggeva su alcune lenzuola appese al cavalcavia per arrivare a Valdobbiadene, messe dagli amici di David. Commozione ha suscitato anche il saluto dei suoi colleghi di lavoro. Per noi non eri solo un collega, eri più di un amico, era parte della famiglia, un fratello. Ora ti immaginiamo a camminare in mezzo ai filari infiniti. E degli amici della contrada di Villanova, di cui il giovane faceva parte. Poi buon viaggio e non perdere mai quel sorriso così contagioso. La tua squadra viola. Infine i familiari hanno accompagnato papà Virgilio sull'altare, dove ha ringraziato tutti, inclusi i soccorritori del figlio. Avrei un piacere da chiedervi. Quando andate a casa, tra un'ora, due, questa sera, abbracciate forte i vostri figli, baciateli anche a nome nostro, perché queste bellissime creature sotto la luce della luna non c'è né diamanti né oro che ne può comprare una. Grazie a tutti voi. Al termine della cerimonia funebre, molti palloncini verdi sono stati liberati in cielo in onore di David. Un addio toccante e indimenticabile per un giovane che ha lasciato un segno profondo nel cuore di chi lo ha conosciuto.
Delitto di Fiera, nel pomeriggio la sentenza, 2 ergastoli, oltre 30 anni per l'omicidio dell'impresario edile ucciso a colpi di spranga e coltello la notte del 22 ottobre del 2022. 4 le assoluzioni. Un omicidio che si era consumato la notte del 22 ottobre 2022 al bar La Musa di Viale 4 Novembre nel quartiere di Fiera. Un violento scontro fra 2 bande terminato nel sangue. A terra è rimasto Ragip Kolgeci, 52 anni, colpito con una spranga e con un coltello. Per questo delitto sono sfilati davanti alla Corte d'Assisi 10 imputati. La sentenza nel tardo pomeriggio: 2 ergastoli, 4 condanne ed oltre 30 anni complessivi e 4 assoluzioni. In aula Afrin Mangiuca, il 52enne kosovaro che ha inferto a Kolgeci il colpo di coltello letale, ed il 34enne Valmir Gashi, nipote di Afrim, che ha colpito la vittima alla testa con una chiave di quelle usate per cambiare le gomme. Sono stati loro, secondo i giudici, gli autori materiali del delitto, entrambi condannati all'ergastolo con 1 anno di isolamento diurno. Inoltre dovranno risarcire i familiari più stretti della vittima, che sono 5 con 80.000 euro ciascuno. I fratelli dei 2 indagati principali, il 35enne Leonard Gashi e il 54enne Besin Mangiuca, dovranno scontare invece 15 anni a testa per aver impedito ai parenti della vittima di bloccare gli aggressori durante l'agguato mortale. Sentenza ingiusta, commentano i difensori degli imputati. Decisione profondamente ingiusta, profondamente sbagliata, contraria ai principi elementari del diritto, e confido, immagino, che la Corte d'Appello la rettificherà e ricostruirà l'esatto accadimento dei fatti. Sinceramente aspettarsi una sentenza di questo tipo no, assolutamente. C'era il rischio. Siamo forti, siamo abituati a queste possibili soluzioni, però non ce l'aspettavamo sicuramente. Cercheremo di ribaltare l'esito di questa sentenza. Treviso non è la prima volta che ci sorprende con questo tipo di decisioni. Ed ancora 2 anni per il solo possesso di un'arma nei confronti di Bardil Gashi, difeso dall'avvocato Paolo Bottoli, e 8 mesi per lesioni ad Artir Gergi, difeso dall'avvocato Giorgio Pietramala, contro i 24 anni chiesti dalla procura. La parte civile, rappresentata dall'avvocato Fabio Crea, dice: è una sentenza che noi abbiamo chiesto. Ha pesato molto su questa sentenza il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi, che è quell'aggravante che appunto determina lo spostamento della pena edittale dell'omicidio fino all'ergastolo. Un agguato mortale scatenato dalla rivalità fra le 2 famiglie, entrambe attive in Italia nel mondo delle costruzioni. Una lite è partita per un prestito di 500 euro che poi è degenerata per gli antichi codici del Canun. Ed ora l'appello del papà padovano che non vede da oltre 1 mese la figlia di 8 anni portata via dalla mamma che abitava in provincia di Treviso. Sentiamo. Chiedo ai familiari della mia ex compagna di scrivermi, di tenerci in contatto, di dare informazioni alla procura in maniera tale che mia bimba possa tornare alla sua vita e ai suoi amici. L'ultima volta che ha visto sua figlia era il 28 dicembre. L'appello disperato di questo giovane papà padovano. La sua ex moglie, che vive in provincia di Treviso, all'indomani della festa per il compleanno della piccola, è partita in fretta e furia per la Svizzera, portando con sé la bambina, e non ha più fatto rientro in Italia. Il giorno 3 gennaio mi sono presentato presso la casa della mia ex compagna, però ho notato da subito che non era più presente il nome sul campanello e sulla buca delle lettere. Da lì gli ho chiesto maggiori informazioni e mi ha detto che era nei pressi di Zurigo, e il giorno seguente mi comunicava che erano in Spagna. Durante l'ultima videochiamata con la bambina ho appreso che erano ancora in Spagna, e questo era l'8 di gennaio.
l'ultima volta in cui ho visto mia figlia. Da settimane non ci sono più contatti, nemmeno al telefono. La madre della piccola sembra svanita nel nulla e non risponde alle chiamate. L'ipotesi è che dopo la Svizzera, dove vive il fratello, sia fuggita in Spagna. Successivamente con la videochiamata la mia ex compagna mi comunicava che sarebbero tornati in Svizzera. Però il mio timore è che sia stato solamente per depistarci. Chiedo anche alla procura di accelerare con le indagini perché i giorni passano e la piccola potrebbe perdere anche l'anno di scuola. La procura di Treviso si sta occupando delle indagini. Il passaporto della piccola è stato revocato ed è stato disposto l'affidamento esclusivo della bambina al papà, che si rivolge alla sua piccola con queste parole. Tesoro, tranquilla che tra poco tornerai dai tuoi amici, dalla tua famiglia, del tuo ambiente, dalla tua scuola, dalle tue maestre, da tutte quelle persone che ti vogliono bene da morire, tesoro mio. Ti aspettiamo a braccia aperte, non vediamo l'ora di rivedere il tuo sorriso, tesoro. È stata fissata la data dei funerali di Susi Breda, la 48enne trovata morta in casa ad Abano. L'ultimo saluto verrà celebrato a Oderzo, suo paese d'origine. Una foto sorridente in compagnia del suo amato bassotto Tommy è l'immagine scelta dai familiari di Susi Breda per annunciare i funerali della 48enne trovata morta nella sua casa di Abano Terme martedì. Le esequie verranno celebrate sabato alle 10:30 nel Duomo di San Giovanni ad Oderzo, il paese d'origine di Susi e dove vive la sua famiglia. Da un primo esame del medico legale sembra che la 48enne, appassionata di yoga e box, sia morta a seguito di un malore mentre era sola in casa con il suo cagnolino, che ha vegliato il corpo della sua padrona fino a quando non è stato ritrovato dopo l'allarme lanciato dai colleghi che non l'hanno vista presentarsi al lavoro e che più volte avevano cercato invano di contattarla al telefono. Nell'abitazione sono arrivati i carabinieri e i medici del 118, ma per la 48enne non c'era più nulla da fare. Bar vietati ai Maranza in città. Non commenta l'iniziativa ma conferma la percezione di insicurezza che prova chi passeggia per la città di Treviso in determinati orari. Giampaolo Sbarra, storico rappresentante dell'Associazione Docenti e Dirigenti Italiani. Esiste un problema di percezione dell'insicurezza e questo mi pare abbastanza diffuso. Forse non è bello da dire, ma bisogna tenerne conto. Non è solo una questione di forma, tuta e cappellino vietati al bar, ma anche di sostanza. A sdoganare il tema legato alla sicurezza in città è lo storico rappresentante dell'Associazione Docenti e Dirigenti Scolastici Italiani, Giampaolo Sbarra, ex consigliere comunale a Treviso. Ci sono orari del giorno o della sera e ci sono spazi della città in cui si cerca di passare rapidamente e comunque ci si guarda in giro. Nel dibattito sulla necessità o meno di zone rosse in città, Sbarra rilancia con una 3 giorni di stati generali cui far partecipare realtà ad oggi incapaci di dialogare insieme ma che rappresentano il tessuto sociale del paese. Credo ci sia un problema anche di tipo educativo, di tipo informativo, cioè bisogna lavorare a più livelli. Io l'altro giorno dicevo che bisognerebbe fare una 3 giorni di stati generali della sicurezza e del benessere. Sicurezza e benessere vanno insieme e quindi bisogna mettere insieme tutte le forze che possono agire sul piano educativo, dalle forze dell'ordine alla scuola, alla famiglia, le associazioni degli stranieri. Un lavoro coordinato che vada oltre la politica. Non si può affidare tutto all'ordine pubblico perché non è sufficiente e non si può affidare tutto alle solidarietà perché non è sufficiente. Ci sono questioni che non sono più di destra o di sinistra, sono un problema di buona vita in città. Qualche istante di pubblicità, ora linea alla regia. A tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Siamo alla pagina politica, elezioni regionali. È ufficiale la corsa di Riccardo Zumschi, l'ex sindaco di Santa Lucia di Piave, sostenuto dalla Galassia Novax. Mette sul tavolo la difesa della sanità pubblica e dell'identità veneta. È il primo candidato ufficiale alla presidenza della Regione del Veneto.
Ho deciso di candidarmi perché questi anni, sia da sindaco, in particolare vissuti da medico, legati alla pandemia, mi hanno fatto capire che il sistema politico che abbiamo non presenta una reale opportunità per i cittadini. Per tutti i veneti che non si sentono rappresentati, per gli insoddisfatti e gli indignati, fa a capolino una lista in corsa per le regionali in Veneto ed esprime il primo ufficiale candidato presidente. Lista nata nel quartiere generale di Santa Lucia di Piave attorno alla figura di Riccardo Szumski, ex primo cittadino radiato per le sue posizioni sul Covid dall'Ordine dei Medici. Aveva annunciato la sua intenzione di correre già lo scorso novembre. Un'alternativa al sistema dei partiti, questo lo diciamo fuori dai denti. Attorno a lui diversi nomi della galassia Novax, a partire da quel Stefano Puzzer, leader del movimento No Green Pass, fino a Sara Cunial, presidente di Vita. Ma il dialogo è aperto, la formazione della lista è in corso. L'unica condizione per ora è essere veneti. Noi siamo dell'idea che questo è un contenitore in cui ci possono stare tutti, perché dobbiamo dare questo segnale che chi la pensa diversamente, invece di frazionarsi e far baruffa, si mette insieme per dare una proposta. Tanto per la Regione Veneto ci vogliono pochi punti programmatici e seri su cui stiamo lavorando. Libertà e tutela dei diritti naturali delle persone, il primo punto, la sanità pubblica, dove serve investire, il secondo. Che a me, lo dico, interessa sì che ci sia l'intervento innovativo, che se ne fa uno su 4 milioni. Però io voglio che i 100.000, i 200.000 mal di pancia che vanno al pronto soccorso abbiano un trattamento adeguato, che la gente sia assistita. Alternativi a tutti ma non contro nessuno, così definisce Resistere Szumski, che di fatto apre a possibili alleanze, chiudendo però l'ipotesi terzo mandato che gli affiancherebbe già un primo competitor. Credo che ci siano delle regole e vadano rispettate, non le possiamo cambiare per una persona, cioè se no, allora quando ero sindaco volevo fare il terzo, il quarto e il quinto mandato, ho sempre rispettato le leggi, piacessero o no. Banca dei Tessuti del Veneto, stamane al Cafoncello workshop con le principali realtà regionali che si occupano di trapianti di tessuti, l'occasione per fare il punto sulle innovazioni ed il futuro di un settore in rapida evoluzione. Salvare la vita o migliorarne la qualità di tanti malati, la Banca dei Tessuti del Veneto è un'eccellenza nella donazione, lavorazione e distribuzione di tessuti per trapianto. Al Cafoncello di Treviso si sono riunite tutte le realtà venete che si occupano di trapianti di tessuti o uso di cellule a scopo terapeutico, con l'obiettivo di fare sinergia, di ottimizzare le risorse e capire quale sarà l'evoluzione di questo settore. Credo che il futuro ormai è realtà, cioè useremo cellule per fare tessuti, magari dallo stesso paziente, un paziente autologo che fornirà delle cellule, magari delle cellule staminali che possono essere poi differenziate in modo di dar vita ad un tessuto e perché no un domani anche un organo. Un settore in rapidissima evoluzione che presuppone la generosità di persone che donano i tessuti propri o dei loro cari, ed il Veneto si è dimostrato terra di grande altruismo con il 2024, anno dei record. Nel senso che abbiamo distribuito 8.000 tessuti per trapianto, quindi siamo riusciti a raggiungere 8.000 riceventi sparsi in giro per l'Italia e in Europa, e grazie ovviamente tutto ciò alla generosità dei donatori e dei familiari di donatori, che tra donatori appunto a cuore fermo, diciamo quindi deceduti, a cuore vivente, arriviamo quasi a 1.500 donatori. Emblematica la storia professionale e personale del dottor Francesco Calabrò. La mia storia mi ha portato a essere dall'altra parte, dopo aver fatto appunto il chirurgo toracico, aver trapiantato polmoni, ho fatto il coordinatore dei trapianti e sono vivo grazie a un cuore ricevuto in dono. Ricordiamoci che l'attività quotidiana delle banche dei tessuti, quindi degli occhi, di tutti i tessuti, è basata sulla volontà di donare. Quindi il fatto che l'attività anche dell'associazionismo territoriale costituisca un punto fondante, tra l'altro nello statuto delle due banche, di essere promotori della volontà di essere favorevoli alla donazione di organi e tessuti. Sul Montello ora, dove volontari e associazioni sono impegnate nel salvare i rospi che attraversano la strada in questo periodo di migrazioni. Vediamo.
A Volpago l'hanno già battezzata Operazione Rospo Sicuro. Sono chilometri e chilometri di rete come questa messe in opera da diversi anni in questa stagione dai comuni del Montello che guardano al Piave. Ma a Volpago è così sentita che anziché utilizzare operai del comune, a posare questa barriera ci sono i volontari della protezione civile, gli alpini, ma anche l'amministrazione comunale. Anche il vice sindaco si mette a mettere giù le reti per salvare i rospi. Beh, certamente, perché è un servizio e ho trovato negli volontari della protezione civile e degli alpini subito una risposta positiva. Una vera e propria squadra che rispetto a qualche anno fa, dove ci volevano almeno 2 giorni per posare la rete, finisce i lavori quasi in tempo record. In una mattinata 10-12 persone, in una mattinata facciamo tutto. Ecco, ma perché lo fate? Ma per spirito innanzitutto di salvaguardia per gli anfibi, perché queste sono reti di protezione, le chiamano le reti per i rospi, ma ci sono anche tutti i vari anfibi, dalle rane, altre tipologie di anfibi. Anfibi che nelle prossime settimane, con il risveglio della primavera, scenderanno dal Montello verso il Piave per la stagione degli amori, con il risultato di venire schiacciati dalle auto quando passano per questa provinciale. Questa è una strada di alta percorrenza, quindi ogni volta qui c'era un disastro. È anche brutto da vedere questi animali spiaccicati, ma soprattutto anche pericoloso, perché sono scivolosi, passavano delle biciclette. Cosa si prova a salvare i rospi? Ma è un animale in via di estinzione, allora praticamente lo facciamo per quello, ecco. Va detto che rospi e anfibi attraversano di notte e che oltre alle reti a salvarli ci sono anche altri volontari. Bisogna anche ringraziare poi l'associazione SOS Anfibi, perché dopo alla sera loro, quando gli animali vengono giù dal bosco, vengono a recuperarli, che si fermano sulle reti con i secchi e li portano nelle aree umide per la riproduzione. Quasi un rito l'operazione Rospo Sicuro, che di fatto annuncia la primavera. Ritorniamo fra 15 giorni, 20, e queste cose qua le rimettiamo nella sede di Volpago e pronti per l'anno prossimo. Spazio ora alle notizie da Belluno e provincia. Meno 365 giorni alle Olimpiadi invernali del 2026. Questa mattina la cerimonia ufficiale a Milano, questa sera la festa in piazza Cortina per dare il via al conto alla rovescia. L'hanno seguita per noi Tiziana Bolognani con Simone Merlo. Sì, buonasera da Piazza Roma a Cortina, dove si è conclusa da poco la festa che oggi in tandem Cortina ha condiviso con Milano. A un anno di distanza oggi dall'avvio delle Olimpiadi invernali 2026. Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 6-22 febbraio 2026, le date da segnare, una giornata importante a Milano. Il presidente del CIO, del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, oggi ha simbolicamente consegnato gli inviti ai presidenti e ai rappresentanti dei comitati nazionali olimpici dei paesi ospitanti le Olimpiadi, a partire dal Comitato Nazionale della Grecia, laddove i giochi olimpici hanno avuto origine. 2900 atleti da oltre 90 con comitati olimpici nazionali. L'evento avrà 13 sedi di svolgimento gare, 8 sport, con il debutto olimpico quest'anno, l'anno prossimo anche dello sci alpinismo. È stata una giornata importante quella di Milano, dove naturalmente si è parlato del grande lavorio, del grande impegno, del grande sforzo per portare a compimento tutta una serie di grandi opere sportive e infrastrutturali che naturalmente sono necessarie allo svolgimento delle gare. Ieri abbiamo potuto darvi in anteprima esclusiva le immagini del cantiere della pista da bob, l'Eugenio Monti 2 a Ronco, e abbiamo sentito dalla viva voce dell'amministratore delegato di Simico e dal commissario di governo Fabio Massimo Saldini
che praticamente ci siamo. Inizieranno a breve anche le prove di ghiacciamento. I ghiacciatori sono già a Cortina per avviare il loro lavoro, il loro impegno e poi ci saranno anche i test di preomologazione. Sono momenti, tappe importantissime. Alle mie spalle i 5 cerchi olimpici. Questa sera qui a Cortina c'è stato un momento di svago dedicato alla danza, per lo più con la presenza della vice sindaca di Cortina Roberta Alverà, del prefetto di Belluno Antonello Rocco Berton, del presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin, e poi sono stati presentati i rappresentanti per gli sport che stanno seguendo e che seguiranno con tutta evidenza tutto il percorso olimpico a tappe che di qui ci porterà al 6 febbraio del 2026. Vi lascio alle dichiarazioni del presidente Zaia rilasciate questa mattina subito dopo la cerimonia, al termine della cerimonia al Teatro Streller di Milano, e poi la linea può tornare allo studio. Con la pista di bob siamo assolutamente a un buon punto, addirittura meglio rispetto al cronoprogramma, tanto è vero che a marzo si dovrebbe fare la prima prova di congelamento della pista. Detto questo, voglio anche ricordare che la pista di bob innanzitutto non è un'invenzione in un versante di montagna in tonso, ma noi siamo andati a recuperare una discarica, un cadavere eccellente che era la vecchia pista di bob abbandonata che inquinava. Alla fine sono stati abbattuti 856 alberi, ma la piantumazione prevista è di 10.000 alberi, soprattutto di un risanamento totale che consegna una grande opera sportiva, la più vecchia pista del mondo, 1928, e dall'altro una grande opera di ingegneria e di architettura che sarà oggetto di visite. Questa idea di un'Olimpiade diffusa è assolutamente vincente, soprattutto sul fronte della sostenibilità ambientale, ma ricordiamolo fino in fondo che 3 miliardi e mezzo di cittadini del mondo ci vedranno e almeno 2 milioni di visitatori li avremo nel territorio. Ed il Comitato Tecnico Regionale Via ha espresso parere favorevole in merito alla compatibilità ambientale del progetto legato alla cabinovia Apollonio-Socrepes a Cortina d'Ampezzo. 14 vincoli posti dal Comitato per minimizzare l'impatto del cantiere del nuovo sistema di mobilità intermodale necessario per trasportare gli spettatori dal centro di Cortina alle sedi di gara. I tempi resteranno stretti. La prossima settimana si terrà la conferenza dei servizi a cui seguirà il bando di gara indetto da Simico per l'assegnazione del cantiere che dovrà portare alla realizzazione dell'opera entro i prossimi 10 mesi. La cronaca, ora arresti domiciliari e braccialetto elettronico al 47enne accusato di circonvenzione di incapace che lo scorso settembre venne arrestato dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'operazione denominata Couscous. Arresti domiciliari e braccialetto elettronico per l'uomo sospettato di avere commesso in 4 diverse occasioni il reato di circonvenzione di incapace dopo essersi avvicinato con artifizi a 4 anziani fragili, 3 della provincia di Pordenone e un bellunese che per la loro età, problemi psicologici, condizioni di salute precarie e solitudine sarebbero state indotte a consegnargli cospicue somme di denaro e gioielli. Ricorsi e appelli della difesa di un 47enne di nazionalità marocchina residente a Ponte nelle Alpi non sono serviti a tenerlo in libertà condizionata dall'obbligo di firma. La Cassazione ha dato ragione al Tribunale del Riesame di Trieste, che aveva ritenuto di riformulare la misura cautelare per il pericolo di reiterazione del reato e in mancanza a tutt'oggi del risarcimento alle vittime quantificato in oltre 360.000 euro. Il 47enne svolgeva l'attività di commercio ambulante di abbigliamento e secondo le indagini della Guardia di Finanza per un legame amicale con un'anziana affetta da gravi disturbi psichici sin dal 1995 sarebbe riuscito a farsi consegnare l'intero patrimonio, circa 130.000 euro, oltre a diversi gioielli. In un altro caso, fingendosi imprenditore edile, avrebbe proposto lavori di ristrutturazione della casa ad un altro anziano, accompagnandolo di persona in posta per prelievi di contante per lavori mai eseguiti e addirittura minacciandolo di intraprendere azioni legali qualora l'accaduto fosse stato denunciato. Nel corso della perquisizione domiciliare i finanzieri avevano trovato altro denaro, 9.400 euro, e gioielli incompatibili con quelli in suo possesso.
Nella vicenda risulta indagata anche la coniuge dell'ambulante, una 34enne, anch'essa di nazionalità marocchina, che avrebbe offerto la sua complicità al marito, incoraggiandolo a intestarsi la casa di proprietà di una delle vittime. Borghi alpini da amare, non da invadere, uno slogan che sembra quasi una risposta al caso Roccaraso. È la proposta dell'Archeoclub d'Italia che il 27 aprile promuove l'iniziativa Primavera nei borghi. In quell'occasione si pensa a iniziative che uniscano il trekking alle visite museali. I borghi alpini, sottolinea l'Archeoclub d'Italia, vanno amati in quanto al loro interno non c'è più solo ciò che vediamo sui social, ma molto di più. Al loro interno ci sono centri storici di grande valore o in alcuni casi un ambiente naturalistico e geomorfologico unico che è patrimonio paesaggistico e culturale dal valore inestimabile. E chiudiamo con una notizia di sport dedicata a tutti gli appassionati di calcio, perché il grande calcio europeo ritorna sulle reti Media Nord-Est, in diretta e in esclusiva su Antenna 3 la Coppa del Rey, la Coppa di Spagna, lo storico trofeo arrivato alla 122esima edizione che dà al vincitore l'accesso diretto alla Europa League. Mette una di fronte all'altra le principali compagini di Spagna dopo la sfida di ieri tra Real Madrid e Leganés finita 3-2 per i Blancos. Questa sera su Antenna 3 a partire dalle 21:30 la sfida tra Valencia e Barcellona. Chi se la aggiudicherà andrà a sfidare in semifinale la vincente tra Real Sociedad e Osasuna. La Coppa del Rey ancora una volta in diretta ed in esclusiva sulle reti Media Nord-Est. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo subito dopo la sigla il nostro meteo con le previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci.